Cari telespettatori, ben ritrovati in questo spazio di approfondimento che noi dedichiamo non soltanto al mondo dei pensionati e degli anziani, di questo ringraziamo della collaborazione lo SPCGL del Veneto, ma anche a tutti i cittadini e a tutte le persone per capire quali sono le priorità fondamentali che ci stanno davanti da qua in avanti 5 anni, vedete il titolo 2025-2030, che devono essere quindi criticità che dovrebbero essere affrontate e possibilmente anche risolte. Ce ne sono diverse, molte stanno a cuore anche agli anziani in generale e alle famiglie, molte anche ai lavoratori nei vari ambiti. Criticità in particolare, lo sappiamo, quello della sanità ma anche del sociale. Per parlare di questo, andare in modo approfondito, abbiamo i nostri esperti, quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Nicoletta Biancardi, grazie di essere qui con noi, segretaria generale dello SPCGL del Veneto. Abbiamo il piacere di essere collegati con Margherita Miotto dell'Associazione Salute e Diritto Fondamentale, grazie di essere qui con noi. Grazie. E poi abbiamo sempre qui in studio Paolo Righetti, invece coordinatore del Dipartimento Sociosanitario CGIL del Veneto. Ben ritrovato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Con competenze in ambito sanitario in modo particolare, abbiamo sempre avuto modo di conoscerla sotto questo profilo. Allora, segretaria, vediamo un po' di far capire ai nostri telespettatori qual è il vostro cruccio passato, ma soprattutto da qua in avanti. Bene, intanto ne approfitto per salutarla e salutare tutte le persone che ci seguono da casa. Noi sicuramente abbiamo più di un cruccio, ma se vogliamo dire, insomma il titolo lo diceva anche nella slide, quali priorità 2025-2030, sicuramente quella della salute è la priorità delle priorità. Salute che significa poi parlare, insomma andremo anche in profondità della nostra sanità pubblica, in questo caso regionale, ma anche molto di più, perché significa parlare di non autosufficienza, significa parlare di invecchiamento attivo, ma anche di salute più a 360 gradi, quindi anche salute del nostro ambiente, del nostro territorio, che impatta sicuramente sulla salute di tutti i cittadini, di tutte le cittadine, quindi che siano essi pensionati, lavoratori o disoccupati. Diciamo che la salute sicuramente è anche, vuol dire, è un diritto costituzionale importantissimo e vuol dire salvaguardare, parlando anche di salute, quindi anche questo noi intendiamo fare, ma è anche un modo per diciamo, riconoscere anche la giustizia sociale che c'è bisogno in questo Paese e anche in questa regione. Lo dice lo stesso, lo dicono lo stesso i principi fondamentali sui quali si basa il nostro Servizio Sanitario Nazionale, cioè l'equità, la giustizia, l'uguaglianza e quindi è importante parlare, diciamo, di questi argomenti. Sicuramente la tutela della salute significa anche tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi lavoratrici e lavoratori, come dicevo anche prima, e questo impatta sicuramente rispetto alla salute delle persone, ma anche rispetto alle possibilità di accedere non solo alle cure, ma prima di tutto alla prevenzione, diciamo, e all'assistenza. Quando parliamo di salute noi partiamo sempre da dei dati, soprattutto guardando la demografia, e sappiamo che nel Veneto, in Italia, c'è una crisi demografica molto importante, c'è un invecchiamento della popolazione sempre più marcato e quindi noi teniamo sempre conto dei numeri, diciamo, della nostra popolazione anziana, anche delle persone sole e delle persone non autosufficienti. Ecco, bisogna anche ricordare che la salute è sicuramente un fattore importante e fondamentale, diciamo, nella nostra società, rispetto al quale se non c'è salute, se non c'è sicurezza, se non c'è sanità pubblica è difficile poi avere anche tutto il resto, tutti gli altri diritti fondamentali, diciamo, che vengano, per così dire, esigiti dalle persone. Ma anche perché è un momento quando uno non ha salute si trova in un momento di fragilità, di difficoltà. E noi questo l'abbiamo visto soprattutto nel periodo della pandemia e post pandemia, perché ancora ci troviamo, quanto importante sia stata, diciamo, ed è il servizio sanitario pubblico, ma nel frattempo anche quanto sia stato svuotato, diciamo, di servizi
a 360 gradi, soprattutto nel territorio, e anche quali differenze territoriali noi troviamo, perché magari ci sono servizi più accentrati magari nelle città o comunque nei comuni più abitati, e man mano che andiamo nel territorio, quello più lontano, diciamo i piccoli comuni, difficilmente troviamo, diciamo, dei servizi non solo adeguati ma anche di prossimità. Quindi anche la qualità della salute delle persone dipende proprio dalla, diciamo, dalla quantità e dalla qualità poi dei servizi che noi troviamo nel territorio, sia essi di tipo sanitario, sociosanitario, ma anche sociale. Quindi il Veneto, diciamo, in questi anni, soprattutto dalla post-pandemia, ha sempre affrontato le questioni in maniera emergenziale. Invece noi chiedevamo e chiederemo invece di fare invece una programmazione, una riorganizzazione molto puntuale e seria, guardando in prospettiva anche quello che è la nostra società, che sta invecchiando, quindi ha anche bisogni, diciamo, nuovi, vecchi, ma anche nuovi ai quali rispondere, però non in maniera così emergenziale, ma in maniera molto più strutturale e strutturata. Esatto, che poi quello di cui sta parlando, per precisare, perché poi alcuni ci contestano, dicono ma parlate sempre a favore degli anziani e i giovani. In realtà poi cioè, un dato di fatto, l'anziano poi grava sulle spalle anche del giovane, se non riesce ad essere supportato dal contesto sociale, se vuoi sociale, sanitario, eccetera, grava sulle famiglie più giovani, e quindi viene da sé che in qualche modo, molte volte gli anziani aiutano i più giovani, attenzione, però in molti casi poi diventa una criticità. Raggiunta una certa età, la persona magari di 50-60 anni ha dei genitori anziani, certo, e sono grossi problemi. Infatti quando poi parleremo, magari approfondiremo la parte della non autosufficienza, la non autosufficienza non tocca solo purtroppo le persone non autosufficienti, che è vero che la stragrande maggioranza sono anziane, ma tocca appunto le famiglie, e quindi le famiglie sono composte spesso, no, da giovani o da lavoratori e lavoratrici, che poi insomma vediamo che per prendersi cura della persona cara, soprattutto le donne, sì, rischiano anche di perdere parte del loro, diciamo, del loro stipendio, perché magari da full time passano al part time, o addirittura a una certa età poi rinunciano al lavoro perché magari hanno sia persone anziane non autosufficienti, ma tante volte anche i nipoti, perché magari i figli a loro volta non hanno le strutture, i servizi pubblici come possono essere gli asili nido, ma banalmente anche un tempo pieno a scuola, e quindi effettivamente quando parliamo di questi argomenti interessano l'intera platea, diciamo, della popolazione. Tra l'altro, prima di arrivare di parlare della non autosufficienza, bisognerebbe parlare invece dell'invecchiamento attivo, che non è solo rivolto, esatto, diciamo, agli anziani, che ci dedichiamo, ma sarebbe la cultura, diciamo, dell'invecchiamento attivo. Assolutamente, là ci sono vari risvolti. Io volevo far intervenire Margherita Miotto perché le priorità riguardano, abbiamo già visto in modo particolare, alcuni aspetti del sociale e del sanitario, ma non solo, vero? Con la sua esperienza lei punta l'accento e il dito dove? In verità l'ultima indagine che è stata pubblicata 2 giorni fa, mi pare, da un grande quotidiano veneto, ci dà una fotografia delle preoccupazioni delle persone che è un inedito. Non era mai accaduto che in Veneto la prima preoccupazione dei cittadini veneti fosse costituita dalla sanità. E questo è un dato che deve far riflettere. Per tutte le ragioni che sono appena state ricordate, si ha la percezione che vivere in salute cambia la vita, naturalmente, questo lo sappiamo tutti. E quindi c'è la preoccupazione che ci siano all'orizzonte molti più problemi di quelli che stiamo vivendo attualmente e che già incrociamo. E sempre le indagini di questo periodo ci dicono che in Veneto oltre 350.000 persone rinunciano alle cure. Anche questo è un elemento nuovo
che non conoscevamo nel passato. E perché rinunciano alle cure? Perché non hanno sufficienti risorse per provvedervi in via privata. Non sarebbe Quindi giusto la prevenzione, questo, sia chiaro. prevenzione. Manca, vuol dire che bisogna investire di più in prevenzione e bisogna irrobustire i servizi, perché è cambiata la domanda di salute. E il terzo dato, che è recente anche questo, i veneti spendono 847 euro pro capite per una varietà di prestazioni sanitarie. Una parte non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza che dovrebbero essere garantiti a tutti, ma una parte invece sono escluse. Per esempio il dentista, come sappiamo, le spese odontoiatriche non sono comprese nei LEA, ma ci sono dentro a questi 847 euro, che è una cifra enorme, pro capite in un anno. Ci sono anche molte prestazioni che non è stato possibile ottenere nei servizi pubblici. Dentro c'è anche una quota di spese, per esempio, per il proprio familiare in una RSA, oppure di un disabile in una comunità alloggio. Ecco, questi elementi fanno capire come la preoccupazione sia diffusa ed è una preoccupazione della quale occorre farsi carico. Ci sono però delle ragioni che stanno alla base di questa situazione, diciamo. E le ragioni sostanzialmente sono tre e riguardano la grande lezione che ci deriva dalla esperienza della pandemia, che è stata, come sappiamo, drammatica. Le tre ragioni sono queste. Le metto in fila per ordine di importanza, ma non per il valore che esse hanno. Ecco. Poi chiederò alla segretaria di intervenire a questa. Sì. Prego, prego. Le cito solo. La prima ragione è che servono più professionisti sanitari e sociosanitari che mancano. La seconda è che serve un finanziamento adeguato, perché senza il finanziamento non si possono fare le assunzioni. E la terza è che occorre investire risorse sul territorio. Come ci ha dimostrato la pandemia, chi aveva il territorio infrastrutturato, cioè con l'assistenza primaria che funziona, per esempio, con i distretti che funzionano, con l'assistenza domiciliare che funziona, con i servizi anche residenziali e diurni che funzionano, hanno sopportato meglio, diciamo, la sfida della pandemia. Dove queste cose erano carenti, abbiamo avuto risultati negativi. Questi sono i tre ambiti sui quali, poi eventualmente ne parleremo più nel dettaglio, occorre veramente impegnarsi. Io la ringrazio, resti sempre con noi. Vorrei l'intervento a questo punto anche di, lei chiamiamolo coordinatore, perché ex segretario, perché mi viene sempre da chiamarla coordinatore, esatto, esatto, perché Margherita Miotto ha citato tre aspetti importanti, tra cui, dopo parleremo anche con la segretaria di risorse, il numero di professionisti, qui entriamo a bomba nella sanità. Siamo arrivati all'imbuto, alla parte terminale dell'imbuto ormai, ce ne sono veramente pochi, si sono in parte anche disincentivati, tra virgolette, i talenti in qualche modo, no? Con una serie di provvedimenti che forse non hanno avuto l'oculatezza o non hanno previsto quello che sarebbe accaduto poi. Fatto sta che tanti giovani scelgono altre strade, o strade fisiche, se ne vanno all'estero, oppure strade professionali, no? E noi medici di medicina generale, per esempio, ma anche anestesisti, ma anche altri professionisti della sanità, non ne abbiamo. Gli infermieri, parliamo degli infermieri, perché giustamente vanno citati gli infermieri.
Sì, è una situazione che si è accumulata negli anni, è frutto di ritardi nella programmazione delle specializzazioni necessarie, è frutto di vincoli tuttora esistenti in termini di tetti di spesa per il personale, per cui le strutture pubbliche non possono fare delle assunzioni, un programma di assunzione, ma è frutto anche di una condizione che si è evoluta nel tempo e che ha portato a rendere meno attrattive tante professioni sanitarie e sociosanitarie. Dalla condizione di lavoro particolarmente stressante che si vive soprattutto nelle strutture pubbliche, nei pronti soccorso, ma non solo, anche in tutta la filiera dell'assistenza, nel sistema di residenzialità, che determina condizioni di lavoro non sopportabili, nel senso turni impegnativi, una frequenza di turni difficile da gestire, un cambio di orari all'ultimo momento, oltre a una condizione economica e normativa che non valorizza abbastanza queste professioni. Ecco, coordinatore, io entro un po' secondo, perché mi viene in mente che, dati alla mano, a parte la fascia del nord Europa, dove sono anche personale sanitario e sociosanitario soddisfatto, e c'è un buon equilibrio, sì. Nel resto, esatto, nel resto d'Europa non è che siamo in cattiva compagnia, cioè siamo in compagnia. Però ci sono anche tanti paesi che sono più attrattivi, sia in termini di remunerazione economica, sia in termini di condizioni di lavoro. Tanto è vero che c'è tanto del personale che, come si dice oggi, è in fuga dal sistema, soprattutto dal sistema pubblico, va all'estero oppure va in strutture private che allettano, almeno all'inizio, con condizioni maggiori, ma soprattutto con condizioni di lavoro meno stressanti, meno impegnative dal punto di vista della disponibilità del proprio tempo, turni di reperibilità, che nelle strutture private spesso non vengono richiesti in quei termini. In questa legge di bilancio. Però bisogna agire in fretta perché non si recuperano queste situazioni in poco tempo, non sono la bacchetta magica, ma se non si interviene con le misure necessarie, sia superando i vincoli dei tetti di spesa, sia incrementando tutta la parte delle borse di studio, di specializzazione, ma anche rendendole più attrattive. Per esempio i medici di medicina di base, il corso di specializzazione è remunerato meno delle altre specializzazioni, per fare un esempio. Cioè ci sono alcune cose che si possono fare subito. E questa della carenza di personale e della carenza della valorizzazione delle professioni sanitarie e sociosanitarie è il punto centrale, lo diceva anche Margherita prima, perché se non si recupera su questo terreno non si riesce neanche a mettere in pratica tutte le misure di rafforzamento sia del sistema ospedaliero sia soprattutto della filiera dell'assistenza territoriale che è necessario per recuperare una capacità di risposta adeguata a bisogni di salute che sono sempre più crescenti. No, perché senza il personale non si fanno le strutture che sono state finanziate dal PNRR, sono previste dal DM77, dalle case di comunità, gli ospedali di comunità, i punti unici di accesso, ma se non c'è il personale che garantisce i servizi che queste strutture devono garantire, oltre a quelle che ci sono già, penso ai centri diurni, soprattutto per le persone più fragili, per le dipendenze, penso ai consultori. No, se non c'è il personale specializzato è chiaro che queste strutture ci sono, è un investimento importante ma rischia di restare sulla carta. Chiaro. Stiamo parlando... per quanto riguarda insomma il quadro il tema del personale che però è un tema centrale, poi ci sono tante altre... No, dopo le vediamo anche insieme. Prima di interrompere per la pubblicità volevo sempre chiedere a Margherita Miotto, perché dopo nell'altra parte affronteremo gli aspetti economici con la segretaria. Qua continuiamo a dire mancano le persone, però mancano anche i finanziamenti per poter sostenere determinate cose. Ma non abbiamo la bacchetta magica, come si può fare? Perché al di là di recriminare il passato, gli errori fatti, che però serve ben poco sostanzialmente, colpa mia, colpa tua, eccetera, bisogna trovare le soluzioni, lo diceva anche il segretario, e poi alla fine, se no i cittadini... In parte gli errori sono legati a fasi economiche di restrizione del welfare in tutta Europa, perché questo è avvenuto, talvolta non per cattiva volontà, diciamo, ma perché ci sono stati momenti nei quali, dal 2008 in poi, diciamo,
le crisi economiche che c'erano hanno costretto a stringere i cordoni della borsa, come si suol dire, e purtroppo sbagliando, secondo me, sono stati stretti nei campi del welfare e non in altri settori. Ma avviene ancora è vero adesso che perché bisogna andare con gradualità, bisogna dare il segnale anche per il personale che è in servizio e che vive una situazione di difficoltà, che stiamo invertendo la marcia. Allora, si aumentano i finanziamenti? Bene, vanno aumentati in direzione del rafforzamento del personale, del miglioramento delle retribuzioni, perché è indiscutibile che questo è uno dei problemi che abbiamo e che determinano le fughe e la disaffezione verso questa professione. Aggiungo a medici e infermieri gli OS, operatori socio-sanitari. Ecco. E senza gli OS non si fa assistenza nei servizi per gli anziani, per la disabilità e l'assistenza domiciliare, quindi tutte quelle strutture territoriali che partiranno con il 2026 perché finanziate con il PNRR. Quindi bisogna andare con gradualità, minimo 4-5 miliardi di aumento, perché questo è sostenibile per il nostro paese, per il bilancio del nostro paese, è sostenibile. 4-5 miliardi all'anno di incremento della spesa, perché noi dobbiamo recuperare una distanza rispetto ai paesi, a tutti gli altri paesi europei, che è almeno di 4-5 punti del PIL, ma 4-5 punti del PIL, attenzione, ogni punto è 20 miliardi, quindi è presto fatto, vuol dire 4 punti sono 80 miliardi. Allora, noi abbiamo una lunga strada da fare, ma bisogna iniziarla da subito, quindi 4-5 miliardi all'anno in progressione, e noi avremo un sistema che affronta le fragilità che sono sempre più numerose e sempre più gravi. Ve lo interrompo un attimo. Tanta carne al fuoco, adesso toccherà a lei segretaria. Andiamo un attimo in pubblicità qualche secondo, restate con noi naturalmente.